Amici bellini, comincia una nuova settimana, è stato un fine settimana veramente importante, direi clamoroso e decisivo per il futuro di tutto il calcio internazionale. Non sto scherzando e non sto esagerando, scusate il ritardo, dobbiamo parlare della partita dello Spezia che non abbiamo fatto l'approfondimento e anticipare già quella con l'Udinese, quindi cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, amici bellini, già lo sanno, è martedì, eccetera, eccetera. Chi è capitato qui per caso, o per esempio, benvenuto G Saggese, con saggezza ti sei iscritto, consiglio a tutti i nuovi di iscriversi al canale e anche di iscrivervi al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, perché lì io vi faccio sapere se faccio delle live improvvise. Ieri siamo andati su Instagram, vi seguite su Instagram, sull'altra piattaforma viola, abbiamo guardato un pochino insieme quella che è stata Juventus-Milan. Ci ho dovuto pensare un attimo, dico veramente erano in casa la Juventus? Mamma mia. 0-3 senza appello, con un rigore sbagliato dal Milan, un rigore tra l'altro clamoroso che Valeri stava là e non l'aveva dato. Vabbè, signori, è successo veramente di tutto e non dobbiamo sottovalutare niente. Non dobbiamo sottovalutare niente, riguarda anche noi. Le designazioni arbitrali, il Cagliari, il potere che certe squadre hanno in Lega o a livello internazionale, perché io devo dire la verità, lo sapete, con Umberto Chiariello non siamo d'accordo su molte cose, ma la trasmissione che hanno fatto ieri, che io ho rivisto, è stata veramente veramente interessante, perché hanno analizzato a 360 gradi e adesso dobbiamo affrontare la questione del Milan, se il Milan deve andare in Champions, visto che probabilmente c'è la UEFA che si sta facendo sentire e pare che vogliano squalificare la Juventus per un paio d'anni. Allora il Milan deve arrivare comunque quarto, il Milan affronterà il Cagliari e il Cagliari probabilmente deve essere già salvo per non creare un problema. Signori, sono tutte illazioni, piagnistei, vittimismo, eccetera eccetera, ma la finiamo di pensare che il calcio sia pulito. Prima di tutto il mondo non è pulito, quindi non capisco perché il calcio lo debba essere per forza. Nel mondo esiste il razzismo, non capisco perché nel calcio non dovrebbe esistere il razzismo. Nel mondo esistono le persone disonesti, ma sei proprio disonesto, e perché nel calcio non dovrebbero esistere le persone disoneste? Ma più che altro non dobbiamo nemmeno lavorare di fantasia, basta sfogliare. Tu sfogli Wikipedia e quando sfogli Wikipedia cerchi scandali nel calcio e ne trovi quanti ne vuoi, cose clamorose. Ma com'è possibile? È tutto possibile. Quindi poi li scopriremo dopo certe cose. Ma comunque non voglio andare troppo oltre e fare dei discorsi. Noi dobbiamo continuare a gufare, tenere gli occhi bene aperti, perché se fanno degli scandali importanti come quelli che stiamo vedendo in queste giornate, Vigorito, bravo lui a parlare, noi sempre zitti, sempre zitti e mosca, perché abbiamo evidentemente altri interessi e altri rapporti noi stessi. Prima di parlare dell'Udinese, volevo per completezza, visto che voglio fare per tutte le partite, parlare della partita con lo Spezia. È presto detto quello che si è fatto di buono. Volevo semplicemente analizzare il gol subito, perché alcuni l'hanno fatto e volevo farlo anche io. Quello che non molti non hanno notato, doppia negazione, vabbè. Tutto parte da un fallo che subisce Demme, che tra l'altro viene controllato anche al VAR perché si pensava anche a una possibile espulsione. Dopodiché il Napoli restituisce palla a fallo laterale, però la restituisce facile, male. Cioè Fabian si avvicina ad Insigne, la ridà comoda al portiere. Anche in questo tu devi la crescita della squadra è lì. Tu Insigne, ma fai la rimessa laterale lunga e falli rincorrere il pallone, non gliela regalare a Fabian, fai avvicinare Fabian gliela dà facile e quindi Fabian si trova fuori posizione, e ci sono gli errori in serie, sono secondo me questi. Fabian è molto alto, ci può stare che continui a stare alto e eviti che ripartano subito sul centrale loro, però poi Demme
accorcia in maniera troppo irruenta e si crea la voragine a centrocampo. Uno dei due lo può fare, l'altro doveva probabilmente prenderlo Politano e poi Demme avrebbe dovuto accorciare sul terzino dello Spezia, perché Marchizza ha fatto tutta la partita più interno, perché era l'idea di Italiano, e in questo caso ha funzionato. Dopodiché tutto si sviluppa e la voragine a centrocampo va bene, Insigne generosissimo, cerca di andare a chiudere, si fa tutta la diagonale, arriva al centro e prova a intervenire al centro. Io insisto però anche su un'altra cosa, il cross è alto e lentissimo. Meret, non rimanere chiuso nella porta e aspetti il tiro così. Tu sei alto, sei un portiere importante, il cross è altissimo, 2 passi, gridi come un dannato, te lo vai a prendere e se salta è fallo su di te. Quindi in serie, no? Prima Insigne, poi Fabian, poi Demme, poi anche Meret. Insigne non ha colpe perché lì, e nemmeno secondo me Yusai, perché dovevano guardare anche quello che arrivava sulla sinistra. Forse Rachmani poteva seguire Piccoli, però lì sai avviene tutto in maniera così. Finiamo questo discorso e facciamo un Amrabat dove andiamo a vedere la lavagnetta, ma non è questa la lavagnetta, ma non è questa la lavagnetta, non è questa è la lavagnetta per l'Udinese, dove ci sono un po' di dubbietti e non vorrei essere nei panni di Gattuso, ragazzi, perché qualsiasi decisione fai, errore clamoroso, è colpa tua che non siamo andati in Champions. Non è così. Il primo dubbio è Meret Ospina, perché a me non mi ha convinto al 100% Meret, e se Ospina sta bene, visto che è andato in panchina nell'ultima partita, potrebbe riprendere il posto da titolare. Poi Ospina fa la papera, Gattuso out, giusto, va benissimo. Di Lorenzo credo che si conferma, Manolas si conferma, Rachmani si conferma, non si può fare altrimenti. Il solito dubbio Yusai Mario Rui, per la questione anche delle diffide, perché Mario Rui è diffidato, e allora se tu puoi spingere questa cosa più in là, meglio, in modo tale che almeno hai una possibilità di gestirti quest'unico cambio che hai a disposizione in difesa. Quindi credo che sia saggio continuare con Yusai e sperando che non si faccia ammonire, e Mario Rui solo alla fine in caso di necessità, perché lo sapete, poi Mario Rui è fumantino, quindi lui la munizione la può prendere, e visto che le ammonizioni scattano senza insomma logica molto spesso, che chissà, anzi se c'è una logica stiamo molto attenti, non puoi offrire il fianco a certe schifezze, quindi credo Yusai. Fabiano non l'ho visto benissimo onestamente, quindi potrebbe esserci una chance secondo me per Bakayoko. Non dico Elmas, ma Demme e Bakayoko l'abbiamo visto molto spesso, a volte è andata bene, a volte è andata male, dipende dallo stato di forma dei due, non è che siano incompatibili. In questo schema si può fare, perché Demme può essere regista, non diciamo quelle cose, non possono giocare insieme, non è così, possono tranquillamente. Zielinski, che sta soffrendo secondo me un po' il caldo, un po' la fatica proprio della stagione, perché è la prima stagione dove ha avuto molta continuità ed è esploso, sta soffrendo un pochino, ma credo debba tirare la carretta, perché comunque è fondamentale. Accanto ad Osimhen nel primo pressing stanno facendo veramente cose straordinarie, e poi ci sarà anche da riflettere su Osimhen, ma ci arrivo. Altro dubbio, Insigne, Lozano, Politano, questi tre che si devono giocare 2 maglie. Io l'ho messo qua Politano, mi farebbe piacere vedere anche Lozano Politano qui, così in questo caso, perché Insigne anche ha fatto uno sforzo clamoroso per questa, ed è lui, non sto criticando Insigne, sto dicendo ci hai aiutato a fare questa rincorsa incredibile, potrebbe mentalmente anche dover ripiatare un attimo, oppure lo fai entrare nel secondo tempo, buono, entra e risolve, si potrebbe anche fare, però è il capitano, ci sono delle dinamiche anche lì, e quindi non lo sappiamo. Tra Politano e Lozano ha segnato, quindi secondo me sarà anche bello contento e voglioso di farlo. E poi resta il dubbio Osimhen, ragazzi, con Petagna, perché? Prima di tutto perché Osimhen è entrato in diffida, e quindi se succede, anche lui molto vittima dei cartellini gialli, se succede che ne prende un altro con la Fiorentina sei costretto a giocare con Petagna e non hai più Mertens, e quando poi voi mi dite vabbè, ma il Napoli deve vincere tutte, le può vincere, siamo padroni del nostro destino e deve vincere tutte, andiamo a vedere con calma.
La narrativa è passata, se il Napoli va in Champions doveva vincere lo scudetto, se il Napoli non va in Champions out, tutti out. Non è proprio così semplice e ve ne state rendendo conto quando vedete come poi la lotta per la Champions è intrecciata per la lotta per non retrocedere e cosa sta succedendo in questo campionato pazzesco, veramente pazzesco. Diamo un occhio per il gufaggio un attimo alle partite che ci affrontiamo, che ci apprestiamo a vedere, perché sono molto interessanti. Ovviamente domani sarà un martedì pazzesco, gioca solo il Napoli, anche queste cose, un poco di continuità, no? Magari giocare tutti insieme, no, ci sono le TV e quindi non lo so. Quindi il Napoli deve fare il suo dovere prima degli altri. Dopodiché mercoledì Cagliari-Fiorentina. Rendetevi conto di quanto sono importanti adesso queste partite e teniamo un occhio all'arbitraggio, non gli possono mandare Mazzoleni un'altra volta, mi sembrerebbe assurdo, però significa che affronti una Fiorentina che magari è già salva se vince la Fiorentina, oppure se il Cagliari continua a fare, il Benevento andrà ad affrontare l'Atalanta, importantissimo, l'Atalanta che passeggia sopra gli avversari, ha passeggiato sopra il Parma, quindi stanno in fiducia. Se il Benevento batte l'Atalanta, mette in discussione di nuovo l'Atalanta, il Milan potrebbe sopravanzare l'Atalanta e poi ci sarà l'Atalanta col Milan alla fine. Vi rendete conto che intrecci pazzeschi? Per questo vi ho detto gufiamo prima. La Lazio può vincere tranquillamente con il Parma che oramai ha tirato i remi in barca e teniamoceli dietro, ve lo ripeto, perché non si può mai sapere a giochi fermi cosa succederà a questa classifica. Inter-Roma non ha niente da dire, l'Inter magari se vince anche questa giocatevi $100.000 sopra la vittoria della Juventus contro all'Inter, ma giocateveli subito. E poi ci sarà Torino-Milan, Sassuolo-Juventus, la Juventus che deve rispondere alle critiche che ovviamente avrà avuto, Sampdoria-Spezia. Insomma, vi rendete conto che è un campionato incredibile, che comunque andrà, è stato emozionante, che questo è il calcio, che il calcio non può essere il calcio di quelli che si fanno i campionati perché portano loro il pallone e giochiamo sempre noi e non ci potete mai cacciare. No, succedono cose incredibili e fatele succedere le cose incredibili, no? Fatele succedere che un Benevento magari può pareggiare 2-2 e giocarsi alla morte il finale di partita e magari ribaltare una cosa, perché il Cagliari poteva anche perdere oggi tranquillamente, poi dopo fanno il gol finale, dicono vabbè il calcio è questo. No, il calcio non è questo, ha ragione Vigorito, il calcio è fatto di storie, è fatto di momenti chiave e non esiste proprio mortificarli, anche con una nuova Coppa Italia di cui non abbiamo parlato, ma che crea, Serie C non conta più, veramente brutto, veramente molto brutto. Speriamo che il campo sia sovrano e che ci dimostri un Napoli che va in campo, che mette tutte le sue forze in campo ed è più forte degli avversari e delle contingenze. E che vi devo dire, ragazzi, teniamo duro, De Paul, l'Udinese, Gotti out, Gotti in. E stiamoci attenti perché l'Udinese storicamente non è un campo facile per noi, non è questione, non andiamo ad Udine, ma l'Udinese come squadra non è una squadra. Da New York Valerio Fluido è tutto, vi voglio bene, lo sapete, ve l'ho detto anche dal vivo ieri sulle altre piattaforme, vi ho spiegato perché vi voglio bene, perché per me siete speciali, ma veramente. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo.